Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda le audio notizie dal Friuli Venezia Giulia. Dunque andiamo a vedere cosa è successo nelle ultime ore dalle nostre parti. Sotto le suole delle scarpe di Liliana Resinovic c'era del terriccio compatibile con quello del bosco in cui è stato rinvenuto il suo cadavere. Il particolare è emerso durante alcune analisi di laboratorio sugli oggetti rinvenuti addosso e accanto al corpo della 63enne e dimostra, come riporta oggi il quotidiano Il Piccolo, che la donna potrebbe essersi incamminata da sola lungo il sentiero che conduce al punto in cui giaceva. È andato fuori strada con l'auto, molto probabilmente a seguito di un malore, e la vettura si è capovolta a margine della carreggiata. È successo verso le 11 di ieri a Villa Santina. I soccorritori hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione e poi lo hanno accompagnato al pronto soccorso di Tolmezzo. Purtroppo il suo cuore ha smesso di battere poco dopo il ricovero. La vittima Renzo Falcon, 68 anni, residente nella cittadina Carnica. La grande partecipazione alla cerimonia di intitolazione della sede della Protezione Civile di Pagnacco a Luca Mazzaro, sindaco del comune friulano, recentemente scomparso, e la presenza di rappresentanti delle istituzioni di tutti gli orientamenti politici è la dimostrazione del grande senso istituzionale e della correttezza da lui sempre dimostrati, anche quando si è trovato a combattere battaglie accese per tutelare la comunità che rappresentano come primo cittadino la sua località friulana. La scelta di dedicargli proprio questo edificio è inoltre particolarmente corretta perché i valori portati avanti dalla Protezione Civile incarnano i tratti più significativi del carattere di Luca Mazzaro, ovvero l'attenzione alla solidarietà, la generosità e una grande tenacia dimostrata anche nei momenti più difficili. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com.